Si è occupato in qualità di assessore ai lavori pubblici e vice sindaco dell'argomento. Abbiamo l'ingegner Annese che assieme alla struttura ci ha lavorato, poi abbiamo il dottor Sandron che ha realizzato quel libricino e che ci dà sempre una mano, vedi Sant'Ignazio, vedi altre cose, e che continua a dare, dopo il suo pensionamento, continua a dare la sua collaborazione per aiutarci a capire e a scoprire meglio la nostra città. Poi c'è l'architetto Petrarco che conoscete e che su Portoguaro, sul centro di Portoguaro, assieme ai suoi colleghi, ha messo tutta la sua capacità e volontà per darci una città sempre migliore. Quindi io mi fermo qua, nel senso che colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi dato questa opportunità. Io adesso darei la parola a Sandron, il quale spiega meglio di me. Grazie signor Sindaco, saluti a tutti. Sull'Arco del Fondaco si sono scritte tante cose, se ne sono dette altrettante, qualcosetta è scritto anche in questo libricino e 2 o 3 cose vedo di dirle adesso anch'io. La lingua italiana, come tutti sappiamo, è una lingua neolatina, no? Lingua romanza come il cinese, lo spagnolo e altre cose. E quindi gran parte del nostro vocabolario viene da lì, no? Però le lingue non sono qualcosa di morto, sono sempre un organismo vivente e un organismo vivente coglie tutte le opportunità che si presentano e la lingua ha fatto anche così. Quindi nell'italiano, oltre a tutte le parole che vengono dal latino così, sono presenti influssi di altre lingue. Così. Mi aveva incuriosito la presenza, si chiamano così tecnicamente arabismi, cioè parole che vengono dall'arabo e che l'italiano ha fatte proprie, eccetera così. Pensavo così che questo fosse dovuto alla presenza degli arabi soprattutto nella parte meridionale dell'Italia, in Sicilia. Questo è in parte vero, no? E difatti c'è una serie di parole che noi usiamo sempre, tipo arancia, limone, albicocca, carciofo, zafferano, zibibbo, ecco, per dire così, che sono tutte parole. Poi ce ne sono altre che si sono introdotte nella lingua italiana con un'altra via, no? E grazie alle città marinare, quindi le famose repubbliche marinare, così, noi ne avevamo una qui vicina, no? E proprio attraverso Venezia sono arrivate nell'italiano e quindi anche oggi una serie di parole che adesso mi sono appuntato perché ho detto dopo la memoria può vacillare e insomma comunque bisogna dire così, e che sono terminologie che hanno a che fare con un certo mondo che Venezia poteva degnamente rappresentare. E queste parole sono, ne ho prese alcune, no, così: facchino, darsena, arsenale, no? Già cominciamo a entrare nel cosa, no? Ammiraglio, zecca, magazzino, dogana e fondaco. Ecco, siamo arrivati, l'ho presa alla lunga, ma sono arrivato a qua. Quindi, ecco, fondaco è una parola che viene dall'arabo, funduk, no? Così, nel senso di magazzino, locanda e così.
è arrivata a noi tramite Venezia, dove c'era il famoso fondaco dei tedeschi, il fondaco dei turchi, e quindi anche Portogruaro ha avuto il suo fondaco, il suo magazzino dogana, come è stato chiamato. Qui c'è ancora via Dogana, piazza Dogana, dall'altra parte del fiume, no, così, per ricordare queste cose. Detto questo un po' così brevemente, perché le cose sono già note e stranote sull'Arco del Fondaco, insomma, no? 1447 il doge Foscari concede ai comunità di Portogruaro, che ne aveva fatto richiesta, l'autorizzazione di costruire questo fondaco, questo magazzino, questa dogana. Doge Foscari, che è legato alla storia della nostra città per un'altra iniziativa molto importante di qualche anno prima, è la concessione degli statuti del 1434. No? È un personaggio notevole il doge Foscari della storia di Venezia. Con la costruzione del fondaco, che si inserisce in un precedente discorso anche di privilegi commerciali concessi alla città di Portogruaro anche negli anni precedenti, per cui per esempio, cose già note, così, tutto il ferro che veniva dalla Germania diretto a Venezia doveva passare solamente per Portogruaro, esclusi tutti gli altri, perché la Repubblica poi esercitava un controllo, perché il ferro era un materiale che serviva moltissimo all'arsenale, e quindi il fondaco nel corso degli anni ha costituito veramente quello che, usando così, quello che poteva aver costituito negli anni passati del boom la Fiat per Torino. No? Ecco, Portogruaro ha avuto la fortuna e anche l'opportunità di sviluppare questa sua attività commerciale, che già dalle origini il vescovo Gervino aveva dato questa possibilità di costruire per farvi un porto per commerciare. Quindi la vocazione della città è questa, e con il fondaco e le attività connesse ha permesso alla città di arricchirsi e di impiegare anche una parte di questi prodotti nella costruzione di edifici, di palazzi. Alla metà del Cinquecento l'allora assessore dei lavori pubblici fece tutta una serie di interventi, lastricato in pietra d'Istria le vie principali, fatti in pietra i ponti principali e tutta una serie di altri interventi, perché il comune aveva i suoi introiti anche grazie ai dazi del fondo. Poi sapete che la storia ci ha insegnato con Vico che ci sono i corsi e i ricorsi, e ci sono gli alti e i bassi, e quindi dopo, diciamo così, le fortune soprattutto del Cinquecento del fondaco, le cose hanno cominciato a declinare e Portogruaro un po' si è trovata in mezzo, diciamo così, a quella che era una lotta che andava avanti da moltissimi tempi tra la Repubblica di Venezia e gli arciduchi d'Austria, i quali non avevano lo sbocco sul mare, e quindi lo sbocco sul mare all'epoca era condizione essenziale per i commerci, no? Per i commerci. Quindi poi loro si acquisirono la parte del Friuli orientale, da così c'era il porto di Trieste, e fecero una cosa che si fa anche adesso in qualche parte, forse una volta un po' di più, per incentivare, cosa fecero? Delle esenzioni fiscali, e quindi dichiararono Trieste porto franco.
cioè non doveva pagare il dazio, e quindi i commercianti, giustamente, per non pagare il dazio, invece che seguire la strada che dalla Germania veniva giù seguendo il percorso tradizionale da Gemona, venendo giù, arrivavano a Portoguaro, eccetera, presero e andarono direttamente per la strada di Trieste. E questo segnò un po' lentamente, sempre più, la fine del Fondaco, la fine dei commerci, perché il commercio segue le sue logiche, che non sono quelle delle pietre, ma sono altre. Ecco, questa è un po' in sintesi la storia poi del Fondaco. Poi, per venire all'arco, quindi nell'Ottocento il Fondaco è stato utilizzato come dogana dalla ricevitoria di finanza di Venezia, eccetera. Poi all'inizio del Novecento vari usi, fu la sede provvisoria dell'Unione Agraria Distrettuale prima che si trasferisse nel consorzio agrario, e varie altre attività, insomma, non avevano messo su che una distilleria, c'era un caffè, deposito degli stalloni governativi, deposito di corriere, finché decidono di fare una variante alla statale 14 che all'epoca passava per il centro di Portoguara, quindi un giro un po' tortuoso. Quindi dopo la prima guerra mondiale si decide di semplificare, no? Volevano fare una specie di passante anche all'epoca così. Cosa fanno tutto il loro progetto che però va a cascare proprio sopra una parte del Fondaco, perché viene costruito il ponte che è qui, che prima non c'era, no? Fino alla prima guerra mondiale il Lemene correva tranquillo senza interruzioni. Allora il progetto è approvato, risponde a delle utilità, sicuramente snellisce il traffico, eccetera, così, e quindi viene sacrificato una parte del Fondaco che viene demolito. L'arco, che si trova proprio lì, nel 1934 viene smontato. Io non sono riuscito a ricostruire bene in quei primi anni lì così dove sia stato depositato, probabilmente forse lì nella stessa zona, perché una parte del Fondaco, quella parte meridionale, era rimasta in piedi. Poi tutto il complesso, viene venduto il complesso alla ditta Scarsellato di Oderzo, no? Che voleva fare tutta una serie di appartamenti, negozi, anche attività industriali, così. Poi c'è la guerra. Dopo la guerra, secondo notizie così, voci, persone così un po' più avanti nell'età, così, per i primi anni 50 l'arco, tac, lo troviamo dietro le scuole elementari. E lì sta un po' di anni, insomma, così, poi man mano l'arco poi viene spostato negli anni 90 in via Zappetti, varie vicende che sono riassunte in breve qui anche in questo libricino, così, e finalmente a 80 anni dal suo smontaggio l'arco è stato ricollocato. Allora, post fatta resurgo, questo è il motto della Fenice, no? Il mitico uccello che non muore mai e risorge dalle sue ceneri. Questa è una frase che può adattarsi benissimo anche all'arco del Fondaco. Dopo tutte le sue avventure, disavventure, eccetera, così, è risorto. Grazie. Sandrone, allora io aggiungerò molte poche cose all'intervento sia del sindaco che del dottor Sandrone.
perché sono le parole di un tecnico e io ho creduto fin dall'inizio e credo che l'intervento di ricomposizione e ricollocazione dell'arco del Fondaco, ancora prima che un intervento in natura tecnica, sia un intervento di grande valore culturale. E il significato di questa operazione è di fatto il recupero di una memoria storica e quindi e in aggiunta, voglio dire, anche perché per tutto il dibattito che c'è stato, il ragionamento sui criteri, dei modi e dei luoghi dove andarlo a ricollocare. Quindi questi sono gli aspetti fondamentali. Per ricomporre l'immagine dell'arco del Fondaco nei suoi elementi originari e nelle parti storicamente documentate, muove dalla necessità di facilitare la lettura del testo autentico dell'opera, altrimenti mutila nei suoi elementi proporzionali e decorativi, senza tuttavia incorrere in fuorvianti eccessi formali e stilistici non supportati da una sufficiente e certa documentazione storica. La legittimità scientifica e metodologica dell'operazione, tuttavia, potrà essere garantita soltanto mantenendo due evidenti livelli di lettura. Quello delle forme autentiche ed originarie, individuate dai conci e dalle lastre, ricollocate secondo una pseudo-anastinosi, e quello delle aggiunte, effettuate reintegrando parti storicamente accertate e riproposte in un materiale distinguibile ma formalmente in accordo con l'esistente, al fine sia garantita in primo luogo la qualità estetica del monumento. E la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo,